arrivas. Perché allora del coronavirus se n'era parlato nei primi video, ma ragazzo, erano usciti a gennaio, come ben te sai, quindi non c'era assolutamente nessuna emergenza, preoccupazione coronavirus, cioè si sentiva parlare solo dei cinesi, no? Quando era successo, no? Cioè quando parlavo nei primi video, no? Del sto coronavirus. Adesso che la situazione è andata avanti, cosa siamo? Siamo il 17 marzo è oggi, no? E cos'è? Allora, beh, cos'è? Ci possono essere mille visioni, la verità non la possiamo sapere, quindi a questo punto è anche relativamente inutile che uno dica i motivi per cui esiste sto coronavirus, se è pericoloso oppure no. Qualcosina, dai, del pericoloso oppure no, quella sì, però la possiamo ragionare perché abbiamo i dati. Allora, tu mi dirai, sono morti praticamente gli anziani e i malati terminali che aveva malattie gravi. Nì, diciamo questo era vero inizialmente, poi le cose cambiano e cambiando le cose va ricambiato anche il ragionamento. È successo poi che ci sono state delle vittime, magari non morti, ma con grosse complicazioni tra ragazzi anche giovani e cazzo, fisicamente ben tenuti perché erano anche atleti, insomma, uno era un calciatore, mi pare. E quindi, insomma, voglio dire che la paura sia esagerata oppure no, stiamocene comunque chiusi a casa in modo da tagliare la testa al toro e chiudere questo discorso, anche perché una delle eh, motivi per cui giustamente si tende un po' anche a fare un po' di terrorismo mediatico, che è giusto secondo me, è perché al momento almeno, cioè fino a 2 o 3 giorni fa, i nostri ospedali non erano attrezzati a mantenere l'epidemia nel caso in cui continuasse a salire come stava salendo, cioè è un semplice rapporto matematico, insomma, hai capito? Per questo motivo hanno chiuso, beh, le scuole, vabbè, quelle c'era da chiuderle senz'altro in ogni caso per sicurezza, cioè là sempre bisogna mettere le mani avanti, ma perché hanno chiuso negozi, locali, ristoranti, non ci fanno andare in giro, eccetera? Perché se si continuava su quella linea, perché come ti dico sempre su tutte le cose c'è uno storico, tu devi guardare una cosa quando è iniziata e poi tutti i vari step e tra l'inizio, i vari step e l'oggi devi vedere l'andamento. Cioè se vedi che sto coronavirus da qua a qua va così, proprio dritto così, ovvio che più passa il tempo, da così va così, cioè se la situazione non cambia, la linea è sempre quella, però noi abbiamo le strutture ospedaliere che possono reggere solo fin qua, non fin qua dove continuava, hai capito? È semplice, insomma, ecco, non voglio dire che è tanto semplice e banale, però quello è il ragionamento da fare, quindi sì, hanno ragione a mettere tutto sto terrore, probabilmente a Singano gliene hanno messo anche un po' di più, perché ciò si sente dire qua degli infermieri preoccupati che non si sa, non si dice in giro, ma non si capisce perché sembra strano. Ho detto, cazzo, ma si prende anche normalmente nell'aria sto virus, cioè anche senza contatti con le persone, quindi hai capito, dopo sai, è un po' il telefono senza fili, quindi da darsi sempre il giusto peso. Ma mi avevano fatto terrorizzare, hanno detto no, che stanno passando a disinfettare le strade. Ho detto porca puttana, io già mi immaginavo no, gli uomini con le tutone bianche, no, tutti, un altro che fa footing. Mamma mia, se da pappine fioi. Perché ti giuro, guarda che io qua in questa zona ci sto spesso perché c'è l'Alessia, non passa mai un cazzo di nessuno a correre. E oggi è tutta una, e non su quelli di prima, è tutta gente diversa, tutti che corrono, vabbè. Mi ha fatto perdere anche il filo del discorso, ma che siete forti, cazzo. Vabbè. Ah sì, il discorso dei camion, là, degli omini vestiti spaziali che disinfettano la strada. Là probabilmente appunto, come premettevo, è il meccanismo del telefono senza fili che ha fatto sì che il camion che ho visto io stamattina, quello delle pulizie, diciamo, semplicemente passa ai bordi dei marciapiedi con gli spazzoloni, come fa ogni tanto, insomma, che magari non abbiano visto quello, hanno pensato chissà cosa, però io guardavo, dopo, siccome c'era sole,
dopo che ha spazzolato non c'era nessun segno di liquido per terra, eccetera, quindi erano solo le spazzole che spazzolavano, insomma. Ecco, tieni in mente una cosa: se Singano dovesse prendersi il coronavirus e poi morirà, perché insomma Singano, per quanto sta smettendo di fumare, ha comunque il sistema immunitario un po' compromesso, quindi non vedrai più i video di Singano. Vuol dire che la situazione è molto grave, cioè non perché ti muore Singano, ma perché si contagia nonostante abbia fatto una quarantena veramente, veramente rigida, insomma. Che l'unico contatto con le persone che ho avuto è Alessia, e stessa cosa vale per lei, insomma, cioè stiamo veramente distanti da tutto e da tutti. Adesso la frutta te la portano anche a casa, quindi sì, Jesolo è una città che ha risposto secondo me molto bene. Beh, magari la gente no, purtroppo la medio borghesia dà veramente molto a pensare, e per medio borghesia intendo questi qua che fanno footing mentre c'è il divieto, no? C'è la polizia in piazza che ti chiede perché sei in giro, eccetera. E sti qua che fa un footing, voglio vedere cosa gli rispondo. Sto andando dal medico vestito da footing. Porca troia, sto andando a fare la spesa. Povera Italia. E come mi passo le giornate? Cioè, a parte a guardare quelli che fanno footing, le giornate me le passo così, a fare siti, grafiche, eccetera, eccetera. Adesso vedi, sto facendo il mio sito, yuriwebdesign.it. L'ho quasi finito, sto finendo un attimo la parte portfolio, ossia dove ci sono gli esempi dei tipi di grafiche che faccio, eccetera. Quindi sì, questa è una cosa che ti porta via parecchio tempo, e quindi qual miglior momento per approfittare e imbastire questa cosa che insomma poi ti resta, è una sorta di biglietto da visita, e di catalogo, insomma, ecco, dai. Ah, guarda, ho incollato, vedi, l'Armaflex lì in tutta la parete dove c'erano le due griglie del frigo che erano state tappate, diciamo, con del legno e del silicone. E perché il falegname che adesso ha rifatto i mobili mi ha detto che ci sta tranquillamente anche l'Armaflex, allora l'ho già messo, incollato e tutto quanto. Dopo ovviamente sarà tutto nascosto, qua ci saranno i cassetti belli, la porta ovviamente rifatta con i bei pannelli di legno al posto di quelli là color pulmin, quelli in Alcantara. Alcantara, quelli in Alcantara, ho detto giusto, quelli in Alcantara, la maniglia rifatta nuova e il coprimaniglia nuovo, quindi la porta sarà una figata, anche la porta tutta bella nuova. E ho visto i pannelli, che accidenti, i pannelli me li ha fatti in rovere, quelli che vanno al posto del Celestino, in legno, tutto colore uguale ai mobili che vedi, no? È abbastanza grossetti, quindi niente, visto che me li ha fatti grossetti, approfitterò, nella parte sopra ci metterò tipo dei portavasi, farò qualcosa in legno carino, in modo che tipo una cosa coi buchi che tu metti i vasetti, poi vengono giù le piante rampicanti, oppure mi posso mettere delle piante aromatiche, capito? E sotto non ne ho la minima idea, un portascarpe ma fa brutto, no? Forse metterò anche un portascarpe, vediamo di fare un qualcosa carino, tipo fare un qualcosa in corda che ci sta bene col legno, cioè vedi, ci vuole tempo perché poi ti viene l'ispirazione, trovi il materiale giusto, vedi che sì, ho sempre fatto così, e vedi che non sbagli. Cara l'Italia, adesso che è finito questo video, io già mi immagino che nasceranno ogni sorta di commenti, perché quando si parla di una cosa di interesse comune, di interesse generale, no? È un po' come quando vengono fuori le baluffe tra vegani, o nel campo della politica, o piuttosto di solito l'icona, no, simbolo di questo discorso era il calcio, no? Però vabbè, vedrai che ognuno avrà la sua da ridire e ci sarà un putiferio, perché trovi chi darà ragione a me, chi mi darà contro e via discorrendo. Ricordati il ragionamento che ti ho fatto. Noi purtroppo non sappiamo un cazzo praticamente di sta roba, e nel caso in cui si sapesse qualcosa, può essere, non ci è dato a sapere, cioè a noi poveri omini del mondo, il che significa che con le poche informazioni serie che abbiamo in mano almeno preveniamo. Molto probabilmente, forse probabilmente non si prende questa malattia se uno ti passa a fianco mentre fa footing, no? Col fiatone. Ma e se così non fosse?
Cioè, non è che devi rischiare per difendere una cazzo di idea, cioè, hai capito? Siccome ci sono questi dubbi, non si sa, non si ha la certezza, evita. Anche perché non è che è per sempre. Cioè, stiamo veramente, guarda che io non credo che finirà questa quarantena, perché veramente la stiamo facendo veramente alla cazzo, cioè era meglio non farla a sto punto. Quindi, Italia, ricordati, nel dubbio evita, sta a casa, non far footing, non veniamocene fuori con ragionamenti del tipo ma in quest'altro paese invece si fa, dagli altri lo fanno, gli altri non lo fanno, ma che cosa vuol dire? Ma siamo proprio così pecoroni. Cioè, se uno fa una cosa di cui non possiamo sapere se è giusta o sbagliata, perché siamo proprio agli inizi di questa cosa che non sappiamo come finirà, perché cazzo dobbiamo andarli a seguire? Siamo più intelligenti degli altri, se gli altri lo fanno, cazzi loro. Cioè, parlando del footing, cioè, se devi fare attività fisica, fatela a casa, fatti il giro di casa, fatti il giro del cortile, che cazzo, vai fuori in mezzo alla gente a correre col fiatone, dai. Spero tu abbia capito il punto, perché non vorrei dopo dover intervenire nei commenti. Il punto chiave è: non ne sappiamo niente. Se sei convinto di avere la verità in tasca, mi dispiace per te, però ragazzo, no, non è così. La verità in tasca ce l'abbiamo veramente molto molto raramente, e questo è uno dei casi in cui proprio non ce la possiamo avere. Quindi per cui preveniamo, non sappiamo, evitiamo, hai capito? Per assurdo, allora io non ho mai messo ad esempio nessuna mascherina. Se un giorno ti trovi tipo qualche persona che indossa quelle mascherine, no le cagate che vendono che non servono un cazzo, ma le mascherine proprio quelle professionali, quei filtri, quelle che usavano in guerra, no, per le armi chimiche, non è che devi andarli a coglionare, o meglio, se tu li coglioni e dopo invece succede proprio che questa epidemia si espande, muoiono tutti tranne loro, hai capito a cosa è servito coglionare? Quindi hai capito, prevenire è meglio che curare, soprattutto quando non sai che cazzo sta succedendo. Che poi Italia, non devi essere assolutamente necessariamente d'accordo con me quando io dico qualcosa, perché io butto degli spunti di riflessione, io butto delle formule di pensiero, e come le risolvo io è semplicemente una mia personalissima interpretazione delle cose, hai capito? Quindi per cui non è necessario che, se non sei d'accordo su una mia interpretazione, ti disiscrivi, ti incazzi, eccetera, eccetera. Cioè, semplicemente cerchiamo di aprire un attimo la testolina per avere in fondo anche sotto questo aspetto un po' più di senso di libertà. Eccolo! Vai Sigari!